la rete logistica della Regione Veneto. Voi vedete l'ambito di Verona, dove c'è la logistica di supporto a Vicenza, Padova, altra logistica, e Venezia, con l'interporto di Venezia. Dopo ci sono gli aeroporti e i vari porti di interesse di tutta la regione, e abbiamo anche Rovigo. Ecco, questa è una delle inquadrature che la Regione Veneto ha fatto nei vari studi per redigere il piano regionale di coordinamento. Un'altra tavola importante, sempre all'interno del PTRC, è quella che riguarda la mobilità del territorio, la mobilità che riguarda la mobilità delle persone, dei trasporti pubblici e anche per quanto riguarda i trasporti. Noi vediamo la Novara Mare e vediamo, scusatemi, questa è quella che va verso Mantova, e vediamo l'asse autostradale e i vari poli di Verona, Vicenza, Venezia e Venezia con l'aeroporto e Padova, che fa un ambito unico, diciamo, del nostro territorio veneto e trevigiano. Questi sono gli assi infrastrutturali cui accennava il sindaco prima, che sono così chiamati i vari corridoi. Noi vediamo che il nostro Veneto, ma Venezia è attraversata, diciamo, dai maggiori corridoi, quelli più importanti, che è il corridoio così denominato corridoio 5, che sarebbe il famoso Lisbona-Kiev, che viene intersecato dal corridoio che parte da Palermo e poi va su verso Varsavia, il corridoio che da Rotterdam va a Genova e quello di Berlino-Palermo. Vedete che ci sono anche i famosi inseriti dentro su questa carta strategica anche le varie autostrade del mare, e vedete questa è l'Adriatico, che è una di quelle più importanti, che il Comune di Venezia comunque con il porto di Venezia sta già attrezzando un'area abbastanza vasta, che è quella del terminal di Fusina. Ecco, nei vari studi in cui accennava prima il sindaco, per arrivare poi a definire un master plan, così si può chiamare, legato allo studio della logistica nel Veneto, si sono studiate due aree ben importanti. Quello del lab monocentrico, che è quello di Verona, con tutti i vari terminal che gravita attorno all'interporto di Verona, e poi il grande hub policentrico, che è quello Venezia-Padova, con gli interporti esistenti. Poi vedete che c'è Treviso e in mezzo c'è Vicenza e Rovigo, che sono di minore importanza per quanto riguarda questo studio. Da cosa nasce la questione, la proposta dell'offshore? Allora, l'offshore parte da una proposta che è stata fatta qualche anno fa per la natura pericolosa che comportava il trasporto dei petroli nella laguna di Venezia attraverso la bocca di Malamocco verso i canali di petroli, per poi arrivare nell'area industriale. Su questo sono state fatte diverse ipotesi come riuscire ad evitare questo pericolo, ed è emersa la scelta di poter fare un'area logistica di attracco fuori in mare, che è questa piattaforma denominata offshore, dove le grandi navi, le grandi petroliere attraccano e attraverso le pipeline riforniscono queste aree industriali e l'area petroli. Con il terminal, voi sapete che anche il terminal San Leonardo, che ricade all'interno del nostro territorio, e scaricano attraverso una pipeline. Ecco, questa è la proposta, l'offshore è la proposta che ha avanzato il professor Costa, che l'idea sua è quella di, attraverso l'allargamento del passaggio del canale di Suez delle navi, di accalappiare, scusate del termine, anche le grandi navi, quelle oceaniche, che oggi fanno il giro verso l'oceano per andare nei porti di Rotterdam, e pensando a questa piattaforma offshore farebbe un doppio servizio, quello di alimentare economicamente questo territorio per quanto riguarda
il trasporto delle merci e anche far risparmiare alle navi che devono transitare 5 giorni in più i mari per arrivare a questi porti, e con le infrastrutture che abbiamo visto prima potrebbero essere sicuramente agevolati questi trasporti e anche con un carico di inquinamento minore. Ecco, questa è l'ipotesi che prima accennava il sindaco, quella che è arrivata sul tavolo del sindaco, che all'interno dell'ipotesi offshore si inserisca dentro anche Mira. Adesso vedremo anche Mira come entra dentro su questa proposta, che entra dentro non per una volontà che uno si sveglia al mattino, mette il dito sulla carta e individua un'area, quella mi piace e voglio fare qualcosa. No, c'è stato tutto un lavoro, quello che si accennava prima, con quel master plan che ha voluto studiare cosa vuol dire movimentare le merci nel territorio veneto. È stato fatto quel studio attraverso il professor Trame, ma anche altri che fanno parte dei sistemi territoriali, la regione stessa, hanno fatto uno studio sugli hub nel territorio veneto, che sono arrivati poi a studiare sia le aree attorno a Verona, che chi ha partecipato al convegno sabato, il professor Trame è stato molto chiaro e ha dimostrato cosa succederà a Verona, cosa è successo e cosa succederà, ma questo è successo e succederà attraverso una pianificazione che è avvenuta attraverso anche uno studio attento. Ecco, quest'area è stata, è l'ipotesi, diciamo, fatta, avanzata dal porto al sindaco del comune di Mira, alla nostra amministrazione. Ecco, io vi mostro, dopo vi spiegherò, torno indietro su questa ipotesi, come si è individuato Mira. Ecco, questa è un'ipotesi dell'area offshore. Voi vedete, questa è l'area petroli, questa è l'area invece, quella commerciale, dedicata ai container. Qua abbiamo una profondità di 20 metri, i 20 metri possono essere raggiungibili dalle navi oceaniche che hanno un pescaggio di 14-15 metri, perciò qua possono arrivare un pescaggio di queste navi, quel pescaggio di queste navi è impensabile di poterle fare transitare per il canale dei petroli, che oggi è un pescaggio di 10-11 metri al massimo. Ecco, questa è un'altra prospettiva. Qua appunto arrivano le navi, c'è la rottura del carico attraverso le chiate poi riforniscono l'entroterra o l'entroporto, come si può chiamare. Ecco, questa sempre nel ragionamento della progettualità è una delle ipotesi che sta dentro al PTRC regionale, quello adottato che vi dicevo nel 2009, dove che all'articolo 5 delle norme tecniche attuative individua una serie di piani strategici, per dire la verità 12 piani strategici. All'interno di questi 12 piani strategici c'è questa ipotesi di uno sviluppo portuale legato alla logistica portuale per il porto di Venezia, e individua, come vedete, questo è l'asse dell'idrovia, mettono una freccia di collegamento verso il canale dei petroli e individuano queste aree come potenziali aree per la logistica legata al porto, praticamente quel retroporto che si diceva prima. Questo è il progetto strategico della porta orientale, che è quello che poi è arrivato attraverso uno studio attento sia sulle infrastrutture, la rete stradale, ferroviaria, ma anche quella acqua, verso l'acqua, che si diceva dell'idrovia. Come vedete ci sono tutte le infrastrutture, il passante, l'autostrada, la ferrovia, le varie reti della Romea. Come vedete c'è anche una novità che in questi studi hanno tenuto conto per quanto riguarda la nuova Romea commerciale, che dal territorio da Lughetto va a finire verso Roncodulo. Questo era lo studio che loro hanno tenuto conto. Individuano quest'area, che è questa che vedete qua a fianco con l'ortofoto, come area possibile per essere dedicata alla logistica portuale. Queste sono le 12 aree che sono state oggetto di studio per quanto riguarda il progetto strategico delle aree logistiche nel Veneto, e su questo studio sono state queste 12 aree analizzate per capire la potenzialità rispetto alle infrastrutture esistenti
capire qual era effettivamente la loro collocazione e il loro vantaggio rispetto ai progetti che potrebbero avanzare poi con l'area offshore. Voi vedete che in questa previsione si è tenuto conto anche della realizzazione dell'idrovia, e in più hanno tenuto conto anche delle varie infrastrutture che poi arriveranno e si caleranno sul nostro territorio, sempre con la legge obiettivo che diceva il sindaco precedentemente. Ecco, questa l'area in discussione che abbiamo qui questa sera è questa grande area. Qua abbiamo l'area del Machinon, tutta questa macchia verde è quella discarica, è una vecchia discarica che ha circa 10 anni, dove sotto ci sono rifiuti solidi urbani e anche altro. Comunque devo dire che è una discarica che è tenuta e monitorata continuamente, giornalmente. Ogni anno noi partecipiamo a una conferenza di servizi perché c'è una ditta che sta gestendo questa discarica, perciò non c'è nessuna fuoriuscita e contaminazione della parte lagunare, visto che è anche ridosso la parte lagunare. Ecco, questa è l'area che è stata individuata per essere la potenziale area legata alla logistica. Questa è sempre l'area e una fascia che non può essere altrimenti di rispetto che quella fascia per il lagunare che separa la laguna di Mira, io la chiamo così, non laguna di Venezia ma la laguna di Mira, con tutto il resto del territorio, perché se si decide di fare qualcosa la discussione poi sarà con questi termini. È sufficiente o non è sufficiente, ma non credo che oggi siamo in grado di decidere se sia sufficiente, perché non siamo chiamati qua per dire sì o no a questo progetto, è solo per conoscere quello che può succedere. Ecco, questa è la Romea, questa è l'idrovia, tanto per capirsi, questa è la Concagusso e questa è l'asse della Romea. Ecco, questa è il potenziale, diciamo, che ne ricava oggi dalla proposta del professor Costa. L'offshore, che è circa a 8 km dalla costa, 8 miglia dalla costa, dove che vede l'inserimento dopo la rottura di carico delle chiatte che vanno a servire le aree acquistate all'interno di Porto Marghera. C'è la possibilità di fornire Chioggia, che già ha dato il suo consenso con una parte, e vedete c'è anche la distanza, 17 km, 17 miglia e 14 miglia, 23 miglia, 1.800.000 metri circa. E poi c'è l'altra di Porto Levante, che dovrebbe collegare attraverso anche il Po la zona di Mantova. Ecco, io mi fermo qua, perché dopo la discussione, queste sono una parte di quelle slide che noi abbiamo visto sabato con la presentazione dello studio che ha presentato sia l'autorità portuale sia che il professor Trame, che ha seguito questi studi. È ovvio che credo che è stato importante l'affermazione del professor Trame, che lui ha presentato lo studio, c'è uno studio. Altre decisioni su quello che si può fare su questi territori o su queste scelte è una scelta ovviamente politica, ma prima di tutto credo, prima che sia una scelta politica, deve essere una scelta economica, capire se ci sono le economie per fare questo. In questi giorni credo che ognuno di noi oggi ha letto il giornale, chi l'ha letto il giornale. Venerdì c'è una riunione importante nel Consiglio dei Ministri, appunto, che tratterà questo tema dei porti, perché comunque si sta ragionando sulle scelte dei porti, soprattutto dell'Alto Adriatico, ma sulle scelte economiche e il ruolo che può avere questo territorio come il Veneto, ma in questo caso anche Mira.